sforzo di immaginazione, no? Prima ancora di parlare di obbligatorietà o comunque di passaggi anche normativi molto complicati, per la verità, come sai, il tema linguistico a tutto tondo in Italia è stato esso stesso trascurato, anzitutto in Costituzione. Se si tiene conto che l'italiano sia la lingua ufficiale, lo dice lo Statuto del Trentino Alto Adige e non la Costituzione, già questo ci racconta una storia abbastanza complicata, no? Nel senso di vedere effettivamente riconosciuto in termini normativi quello che è un patrimonio linguistico nazionale, salvo poi la legge ordinaria che poi è arrivata e questo ha normato. Andando invece nell'operatività immediata, quello che io riesco a immaginare è ovviamente con la collaborazione dell'ufficio scolastico regionale una sperimentazione diffusa su tutta l'isola nella quale l'apprendimento della lingua viene fatto nella variante locale, ovviamente, perché se già si fa fatica a recuperare questa consapevolezza del patrimonio linguistico, addirittura la si vuole imporre con una variante che magari non è riconosciuta localmente, temo che il percorso diventi ancora più impervio. Quindi la sperimentazione unilaterale sarebbe quella a livello scolastico di ciascuno nella sua variante locale appunto tentare questo apprendimento veicolare, cioè non solo cos'è la lingua e quali sono le sue regole, ma cercare di raccontare l'esperienza, il presente, il passato, soprattutto il presente, attraverso l'utilizzo della lingua stessa, no? Cosa che insomma è fattibile anche nel breve periodo, sì, basterebbe volerlo. Certo, questo è fattibile, ma per tornare alla questione dello standard, utilizzare nel parlato la varietà locale non impedisce che venga direttamente, come dire, fatto un collegamento sul modo di scrivere utilizzando le due norme, perché ripeto, la distanza tra la parlata locale e la sua macro norma di riferimento non è mai così estesa da non consentire che i ragazzi non possano imparare la corrispondenza tra magari la loro pronuncia particolare, che ne so, nel Sarrabus che hanno il colpo di glottide al posto della N o della L intervocalica, fargli capire che si può tranquillamente scriverla la L o la N e tu la puoi continuare a pronunciartela secondo la pronuncia del tuo paese, però la scrivi in un modo più normatizzato, diciamo così, normalizzato. E questo favorirebbe anche un apprendimento di una lingua non solo a livello del parlato, ma anche per un utilizzo un po' più elevato, perché poi lo sappiamo benissimo che per poter diffondere, studiare, tirar su una lingua, lo scritto serve comunque, insomma. Bene, vedo tra l'altro che insomma i prodotti che siete riusciti con le vostre forze a... ecco, devo dire anche un'altra cosa, che fra come dire, gli strumenti che noi propugniamo come Accademia del Sa Lingua Sarda c'è l'ufficio per la certificazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi già da molti anni, da quando ci siamo creati, forniamo la consulenza per chiunque voglia scrivere. Finora l'abbiamo fatto per il Campidanese perché solo per il Campidanese esistevano le norme. Diamo la consulenza per appunto normativizzare la grafia utilizzata, e ci sono ormai molte pubblicazioni anche non fatte da noi ma fatte da chiunque abbia voluto pubblicare, che c'ha il nostro simbolo, quello appunto dell'Accademia, che appunto certifica che la norma, che la grafia è a norma. Ecco, questo è il nostro simbolo, è la doppia maschera, il mamuttone che rappresenta l'Ogudorese e su Compogni della Sartiglia che rappresenta il Campidanese. Questi sono libri fatti, questi due sono libri che ho fatto io, questo l'ho pensato, sono tutti e due utilizzabili come strumenti a scuola. Questo è un semplicissimo
primo dizionario illustrato, le prime 1000 parole, ci sono tutte le situazioni della vita quotidiana, insomma, che naturalmente è pensata prevalentemente per i bambini delle scuole elementari, ma anche della materna, con le tavole che hanno tutti gli oggetti, e poi gli oggetti sono riportati nella cornice con il loro nome, in campidanese e in logudorese. Pure un'altra cosa che ritengo importante è rendere disponibili in sardo i capolavori della letteratura mondiale, direi. Questo io ho tradotto Le Petit Prince di Saint-Exupéry e non mi sono limitato a fare la traduzione, ho fatto anche le note per spiegare le parole meno conosciute, gli elementi grammaticali più ostici, e anche con una serie di esercizi alla fine del libro che possono aiutare a entrare meglio nello spirito